Ci fossero difficoltà non ci sarebbe successo, se non ci fosse nulla per cui tombolo. Finale Coppa Endas Vicenza, qui attendo quelli che sono i due fischietti di Vicenza, il primo arbitro Girardi Nereo, secondo arbitro Remonato Riccardo. Andiamo a leggere quello 5 Di Domenico, con il numero 7 Gianmartini, con il numero 8 Zuccollo, con il numero 9 Menara, 10 Lorenzato, 11 Gobbo, 13 Lezza, 17 Pasin, inserti giallo fluo, con il numero 1 Dallago, 12 Fracasso, 11 Lusciacu, 13 Mecenero, 8 De Grossoli e 4 Aidari, agli ordini del super mister Tiziano Marcolongo. L'anno scorso il Real Mantovano ha vinto tutto. Come sia Serie B, Girone B, con 49 punti in campionato. Real Mantovano invece primissimo a 38 punti nella regular season di Serie A, ha vinto la partita, occhi puntati sui capocannonieri del campionato con 22 gol Lorenzato per il velo, 34 le reti di Dobrosaliewicz. Invece si sente teleschermi della pagina YouTube di Futsal Veneto TV. In regia con me Andrea Di Giambattista e Rob Lotz che si occupa della grafica. A sinistra e alla destra dei vostri teleschermi si parte subito con Gobbo che gioca su Fondase, autore di una gran partita ieri, poi Zuccollo. Si gira nuovamente Cervano, Mecenero con il numero 13, poi Dobrosaliewicz, l'uomo dei record con il 10, Aidari Arlind, anche lui un'ottima stagione sia con il Real Mantovano ma anche e soprattutto del portiere del velo in avanti, si copre il Real Mantovano. In avanti viene subito bloccata la partenza, Zuccollo viene anticipato da Aidari, quindi la palla è nuovamente rimessa laterale a favore del Real Mantovano. Real Mantovano la finale ha schiantato il Città di Malo e ha tutta la voglia di mettere in campo la miglior prestazione per portare Fondase sulla destra. Lo controlla Dobrosaliewicz. In avanti il velo, Zuccollo mette giù la palla in avanti su Fondase, la palla propleta il quintetto anche Bicego, outgo. Dobrosaliewicz, Arlind, Aidari, viene sul Città di Malo, ben 3 le reti messe a segni da Gobbo. Si gira e la sua palla c'è a favore. Che la palla su Mecenero, il velo si sistema e prova la ripartenza con la posizione da qualche acuto, c'è già stata la serpentina di Gobbo, ma poi c'è il contropiede nuovamente del Real Mantovano dove Bicego prova a superare Pasin copre molto bene e salva la propria porta. Partita tutt'altro che scontata quella di questa sera, dove in ogni caso si affrontano due squadre dalla categoria di campionato diversa, ma si sa benissimo che nel momento in cui ripartiamo, abbiamo risolto i problemi tecnici, cari telespettatori, eccoci di nuovo in diretta per la finale di Coppa Endas Vicenza. Calcio d'angolo per il velo,
Zuccollo di nuovo, ma Mecenero copre, Mecenero che combatte con Lezza in avanti il Velo alla ricerca del vantaggio. Real Mantovano si difende come può, cercando ordinatamente di intessere un gioco che possa portare il massimo vantaggio in questo momento. Dobroseljevic, Mecenero, Bicego, Dobroseljevic, Mecenero in attesa di tiro, eccolo! L'acuto del Real Mantovano porta il 13 sulle spalle, Matteo Mecenero, eccolo il vantaggio che ci aspettavamo. Riceve palla sul centro e col suo destro micidiale a fil di palo non può fare niente. Pasin, eccolo l'1-0, in vantaggio il Real Mantovano dopo un ottimo avvio dove era stato il Velo a farsi più vicino alla rete, ma un po' dal lago, un po' le conclusioni bloccate, siamo rimasti per così dire al palo. Ora nuova ripartenza a Mantovano, il Velo se la gioca su tutti i palloni. Lezza nuovamente, palla in apertura dove c'è un contrasto Gianmartini Mecenero e non succede niente, quindi si riparte con il Mantovano che apre su Dobroseljevic. In avanti il Mantovano con la conclusione di Lushaku Leutrim, anche lui vicinissimo al gol, ne è entrato, è il primo cambio della formazione di Marco Longo che si è affidato al suo quartetto titolare con l'aggiunta di Bicego. Mantovano che prova subito ad alzare il livello per portarsi in vantaggio perché il Velo è un pessimo cliente. Mecenero, giravolta di Mecenero, palla su Dobroseljevic che apre, si incunea e eccolo qui la possibilità vanificata da Mecenero del 2-0. Velo che soffre ma non si scompone, continua a macinare gioco e prova assolutamente a portarsi in avanti. Eccola qua la risposta di Lezza che vede i suoi sogni infrangersi su dal lago. Il Velo è assolutamente in partita, almeno due le occasioni di poter mettere a segno la rete. Real Mantovano che trova sempre una soluzione a questi momenti difficili. Dobroseljevic, Aidari, Mecenero, Aidari, alza il ritmo e lascia lo spazio, vediamo se viene messo giù, la palla viene lasciata correre per il vantaggio, messo giù fallosamente Aidari, era andato comunque al tiro Dobroseljevic, il fallo in ogni caso c'era tutto, per gli arbitri si tratta di un normale vantaggio di gioco. Rimessa quindi dal fondo dalle mani di Pasin, il portiere classe 93. Velo in avanti, viene bloccata la giocata di Zuccollo, riceve palla Aidari, Zuccollo di ritorno, nuovamente Mecenero. Mantovano in campo con Aidari, Lushaku, e eccolo qui, tutti e due li abbiamo chiamati in causa. Aidari alla ricerca del passaggio in mezzo su Lushaku Leutrim e purtroppo il numero 8 non impatta, e con questa conclusione passiamo al time out che viene richiesto. Ci prendiamo 30 secondi per finire la birra qui alla nostra destra.
minuto di timeout completato, si riparte con il Velo in avanti con Fondase, in campo anche Lezza che recupera il pallone, anche Lorenzato, autore di un gol ieri, è rientrato. Vediamo un po', in avanti viene messo giù Lorenzato da una iniziativa. Lorenzato prova a superare Aidari, il giocatore non fa sconti, quindi è calcio di punizione per il Velo. In campo Lezza, Fondase, Gobbo e Lorenzato. Palla per Lezza, possibilità di rete, eccolo il pareggio del Velo. Si tratta di un probabile autogol, possiamo dire che Aidari non poteva smaterializzarsi, Gobbo ci ha visto giusto in mezzo, nulla ha potuto fare Aidari. Eccolo qua il pareggio di Gobbo. Nuovamente ripartiti 1-1, perfetta parità per queste due squadre che si stanno giocando la Coppa Endas. È entrato in campo anche Tessaro. Marco Longo butta in campo l'artiglieria pesante alla ricerca di un nuovo vantaggio. Il Velo però avanti con forza, anche Menara che riceve palla da Lorenzato, non riesce però a penetrare quella che è la difesa del Mantovano. Mecenero apre su Tessaro, la possibilità del vantaggio di Giacomo Tessaro, il classe 2001, finisce sopra la testa di Pasin. Nuova rimessa dal fondo del Velo. Gobbo che apre su Lorenzato, i due si cercano ma Aidari di nuovo a inframmezzarsi, sarà nuovo calcio d'angolo. In campo anche Fondase e Menara. Fondase viene bloccato, ma poi in avanti nuovamente Lorenzato che guadagna un altro corner. In avanti il Velo alla ricerca della rete del vantaggio. Gobbo si apre ma viene bloccato da Mecenero. Aidari si gioca su Lushaku, Mecenero, Tessaro si porta in avanti, apre su Aidari. Aidari accorcia, si accentra, Mecenero nuovamente in posizione di play. Viene bloccata la sua iniziativa dal retroguardia del Velo sempre in avanti, Sornione alla ricerca del vantaggio, però la possibilità arriva sui piedi di Lushaku che si divora una rete probabilmente non semplice davanti a Pasin, ma per un giocatore della sua esperienza certe reti devono assolutamente essere messe a segno. Velo in avanti, Mecenero blocca tutto. 1-1 qui alla Bel Boté Arena di Tombolo, meraviglioso teatro di eventi, ha ospitato prima anche la finale di Under 15 FIGC di calcio a 5, dove la marca Futsal ha dovuto cedere le armi alla potenza del Mestre Fenice. Il sodalizio mestrino sta facendo un campionato in tutte le categorie senza rivali, ha vinto la C2, ha portato a casa la regular season under 15 e nelle finali nazionali della prima squadra. Insomma, giovani che ben crescono. Giovani o quasi giovani ci sono invece all'Endas di Vicenza. Tessaro recupera la palla, viene contrastato da Menara. Tessaro porta a casa una rimessa laterale molto vicina al calcio d'angolo. Molti di questi giocatori delle due squadre hanno comunque calcato importanti palcoscenici sia regionali sia nazionali del calcio 5 che conta. Poi l'Endas ha puntato su questo livello ed ecco questi bellissimi eventi organizzati dal nostro ente di riferimento.
Avanti il Velo alla ricerca di Lorenzato, gobbo, ma la palla finisce poi tra le mani di Nicola Dallago. Mecenero viene contrastato da Gobbo, Mecenero nuovamente, Aidari, c'è un probabile contrasto tra i due. Il Mecenero sbatte addosso a Gobbo e alla peggio. 1-1 qui dalla Belbotea Arena di Tombolo. Le due squadre sono il Velo Calcio 5 di Velo d'Astico e il Real Mantovano, sponda Arzignano. Viene sostituito Mecenero, rientra in campo Lushaku, ma è Leard in questo momento. In campo tutti e due i Lushaku. Aidari, Tessaro, Aidari, Lushaku, Leutrim. Leutrim viene contrastato da Gobbo. Leutrim gioca su Tessaro. Tussaro sul lato si incunea, viene bloccato da Zuccollo, neoentrato. Una lunga carriera per il numero 8 classe 96, per lui anche le alte categorie della FIGC. Palla che torna dal lago, Aidari, Arlind in avanti, Lushaku, Leard apre su Tessaro che ridà nuovamente la palla. Tessaro si trova la palla tra i piedi, la palla rimbalza e esce sul fondo. Pasin la recupera per una nuova iniziativa. Eccola qui la palla che esce. Riparte il Velo con Zuccollo, Lorenzato si invola, Gobbo viene contrastato, nuovamente palla su Fondase, Gobbo, Zuccollo, Lorenzato si accentra, poi ci pensa Leutrim Lushaku a mettere in rimessa laterale. Gara molto interessante, le squadre giocano assolutamente ad armi pari, la partita è davvero aperta e il pareggio è il risultato di tutto questo. Tessaro, giravolta, viene affrontato ma prima da Zuccollo, ma poi è Gobbo che blocca la scorribanda di Aidari Arlind, quindi sarà una nuova rimessa laterale per il Mantovano in posizione molto interessante. Qui gran botta di Lushaku Leard, poco sopra il 7 difeso da Pasin. Eccolo qui, grandissima botta. Il Velo non si scompone, in avanti alla ricerca della rete del vantaggio. Real Mantovano molto più attento alle fasi di gioco, ma che non riesce a superare in questo momento tutta quella che è l'intensità tecnico-tattica messa in atto dal Velo. Fondase, Zuccollo alla ricerca di una maglia granata che non c'è, quindi nuova rimessa laterale per il Real Mantovano. Tessaro, Leard, Aidari, Arlind si allunga, punta, Castagnero, di nuovo gioco di gambe, palla in mezzo, eccolo, Tessaro a botta sicura, Pasin con l'aiuto probabilmente del palo, copre la sua porta assieme a Fondase, la premiata ditta Pasin Fondase, salvano la porta del Velo, risultato che rimane invariato 1-1. È entrato anche Silva. Tessaro, gran botta, fil di palo, Pasin controlla, è entrato anche Silva con il numero 5, che con la sua qualità ha tutte le possibilità per alzare il livello, in rete ieri nella partita con l'FC Serbia. Qui il lancio lungo di Fondase, ma Zuccollo non ci arriva. Mister Schiro prova a catechizzare i suoi in questa fase delicata del primo tempo. Real Mantovano ora che cerca di intessere, Tessaro, palla un po' troppo lunga per il baffo numero 3, classe 2001.
Ottimo il suo impatto in partita in questo momento. Zuccollo apre sul filo, c'è anche un contrasto tra Castaniero e Leard, recupera palla dal Lago, avanti adesso il mantovano, Leard botta, Zuccollo mette il piede, Leard, palla su Tessaro, ci mette il piede Castaniero, Leard, ora Silva si accentra, Silva, eccolo, la sterzata a fil di palo, piccoli squilli dalle parti di Pasin che fa buona guardia nei suoi 6 metri quadri. Castaniero, Fondase, Zuccollo, Lorenzato, cerca di aprire Lorenzato, sbatte su Arlind Haidari, la palla viene poi recuperata da Leard, Silva, Haidari Arlind, e la palla viene messa in calcio d'angolo con la deviazione di Lorenzato. Nuovo corner Real Mantovano. Leard, Tessaro la possibilità sul lato, mamma mia, una grande occasione per il Real Mantovano, ma ci pensa Lorenzato a salvare il tutto, riparte il velo, Zuccollo, Lorenzato, sabotaggio area di Castaniero, Leard, riparte il Mantovano con Haidari, punta Castaniero, palla su Leard, grandissima botta, palla troppo alta sopra la porta difesa da Pasin, nuovamente rimessa dal fondo. Eccola la conclusione del giocatore del Real Mantovano. Primo tempo, siamo attorno ai 25 minuti di gioco. Lorenzato non controlla, Nicola Dal Lago. Tessaro, buon minutaggio per il ragazzo classe 2001. Non è mai uscito invece Haidari Arlind, giocatore insostituibile per mister Marco Longo. Ottima la sua stagione, come dicevamo, tra le file del futsal Trissino, con cui ha vinto tutto quello che c'era da vincere e rimane ancora qualche coppa da alzare. Ottimo il campionato del futsal Trissino, che ha vinto la Serie D del girone interprovinciale Vicenza-Verona. Tessaro, gran botta a fil di palo, la palla esce, Pasin proteso alla sua sinistra. Grande conclusione del giocatore del Mantovano, ma qui a Zuccollo invece andiamo dall'altra parte, la palla viene tirata da Zuccollo, poi Tessaro salva il tutto mettendo fuori causa Dal Lago, si esce, sarà corner. Velo Fondase, ma ci mette la testa Leard. Qui gran tiro, eccola la rete del vantaggio, è di Gobbo Dennis. 2 sono le reti di questo ragazzo, ieri ne ha fatte 3, oggi 2, 20 in campionato per il numero 11 del Velo, che porta in vantaggio la formazione Amaranto di Velodastico. Viene immediatamente chiamato un time out per il Real Mantovano. Ci prendiamo 30 secondi per finire la birra prima del fine primo tempo. Eccoci di nuovo in telecronaca sullo spazio YouTube di Futsal Veneto TV con la regia del mitico Andrea Di Giambattista, organizzazione totale di Michele Di Giambattista, Endas Vicenza. In avanti il Mantovano, ma prende palla Lorenzato si incunea, ci mette il piedino fatato Haidari Arlind a salvare tutto. Velo in avanti, è entrato in bagarra anche De Rizzo. Ora Zuccollo,
colpo proibito su Tessaro, Zuccolo lo sa e arriva per lui il cartellino giallo. Entra quindi Capitan Lezza, doppietta di Gobbo a suggellare il vantaggio del Velo, che supera la rete messa a segno dal numero 13 Mecenero. Mecenero è rientrato giusto ora. Aidari, è rientrato anche Dobroseljevic con numero 10. Sinkunea viene messo giù da Lorenzato, posizione molto interessante. Siamo vicini siamo un po' più indietro dei 10 metri, anzi siamo ai 10 metri. Dobroseljevic pronto. Quante punizioni ha battuto Dobroseljevic nella sua carriera? Arzignano Team, Arzignano, categorie nazionali, regionali, ora l'Endas. Una carriera colossale per questo ragazzotto classe 84. Vediamo se calcerà. La sua esperienza, palla su Aidari Allind, Gobbo onnipresente, salva tutto. Eccolo la parata di Gobbo che ha parato con tutto se stesso. Il nuovo calcio d'angolo per il Real Mantovano, che in questo momento è in svantaggio in questa finale della Coppa Endas Vicenza. Tutto sui piedi di Arlind con il numero 4. Vengono chiamati 2 minuti di recupero. Il Velo recupera subito la palla, Gobbo viene bloccato da Dobroseljevic. Il pallone rimbalza in maniera strana, la palla ritorna quindi al Velo. Qui non c'è niente nel contrasto con Lorenzato, parte Tessaro lanciato a rete. Aidari, la possibilità del Mantovano, poi Gobbo, Lezza, Castagnero alla ricerca di Lorenzato, calcio champagne per il Velo. Qui c'è il colpo di esperienza di Lezza, che spende volentieri un fallo nella ripartenza del Mantovano. Sappiamo benissimo che gli ultimi minuti di recupero sono i peggiori prima della fine del tempo, perché la tensione cala e il Velo non ha assolutamente intenzione di perdere la propria leadership, anche se il fallo è il quinto. Corner di Dobroseljevic su Tessaro. Mecenero si incunea, cerca Dobroseljevic, la palla passa Lezza, Tessaro recupera nuovamente il pallone. Aidari Arlind, Mecenero viene bloccato da due avversari. Molto attenta alla difesa del Velo. Tessaro qui, Gobbo blocca Tessaro e nuovamente un'altra botta di Gobbo alla ricerca di un altro tris, ma dal lago risponde no. Dobroseljevic, gran botta di Dobroseljevic poco sopra la traversa in questo recupero del primo tempo della finale di Coppa Endas. Lancio lungo a cercare Lorenzato, fa quello che può sul lancio di Pasin, ma Tessaro è vicino a lui per disturbarlo. Aidari si accentra, aspetta probabilmente Mecenero, ma poi gioca su Dobroseljevic, palo clamoroso di Dobroseljevic nel recupero, poteva essere considerato il pareggio. Si conclude con questo palo, su questa magnifica conclusione di Dobroseljevic, il primo tempo della Coppa Vicenza Endas. In vantaggio il Velo con doppietta di Gobbo, rete del Real Mantovano di Matteo Mecenero. Ci prendiamo un quarto d'ora di pausa perché la birra è finita, stiamo andando a prenderla. Ci vediamo tra poco con la Coppa Endas Vicenza.
Eccoci ritornati per il secondo tempo di questa finale di Coppa Endas. Stavolta è il Mantovano che parte dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi di Futsal Veneto TV, il canale YouTube del Futsal Veneto. In diretta qui con me Andrea Di Giambattista che segue tutto questa finale che assegna la Coppa Endas di Vicenza. Siamo alla Belbotea Arena di Tombolo, teatro dei grandi palcoscenici del Futsal Veneto. Il Real Mantovano alla palla ora è in svantaggio, il favore è del Velo, la squadra in amaranto che sta coprendo dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi in vantaggio con un doppio gobbo. Real Mantovano, grandissima botta di Dobrosaljevic, ora Tessaro blocca tutto Fondase con l'aiuto di Derizzo. Subito in avanti il Real Mantovano alla ricerca del pareggio. Real Mantovano che allora Zuccollo! Ci pensa Nicola Dallago a chiudere tutto. Possibilità di, vediamo qui, ci pensa Dobrosaljevic a mettere giù Gobbo, possibilità per Zuccollo, nulla di fatto per il Velo in vantaggio, anche se i favori dei pronostici erano a favore del Real Mantovano, detentrice del titolo di Serie A e attuale prima in classifica. Punizione per il Velo, Zuccollo, capisce tutto Dobrosaljevic, vediamo, attende il giusto passaggio, Mecenero, si allunga Aidari, ora Dobrosaljevic, gran puntata, risponde presente Borsato, cambio di portiere tra le fila del Velo, rimane invece Dallago nel Real Mantovano. Eccolo qui il numero 1, classe 96. Attenzione qui, un'altra occasione per Mecenero, c'è un'incompressione dove Fondase chiede la rimessa dal fondo, Mecenero aveva continuato, gli arbitri glissano sulla situazione, si riparte con una palla concessa al Velo. Nuovamente palla al Mantovano, Tessaro viene bloccato da Gobbo, la palla esce, Gobbo inizia una leggerissima protesta, ma per Girardi non c'è nulla di fatto. Mecenero lo guarda Zuccollo, alla ricerca del passaggio su Tessaro, i due non si capiscono e riparte il Velo con Fondase. Una rete anche per lui nella partita vinta per 8-0 sul Città di Malo, un risultato assolutamente di prestigio visti i giocatori messi in campo dalla squadra maladense. Aidari apre su Dobrosaljevic che attende probabilmente Mecenero, poi gioca su Tessaro, spalla alla porta, si gira Castagnero, mette se stesso, Dobrosaljevic, colpo sotto misura alla ricerca di mettere in difficoltà Borsato, la palla esce di poco, lancio lungo, Zuccollo non si allunga nemmeno, palla troppo lunga recuperata dal Real Mantovano. Tessaro, Arlind, il numero 4, gioca su Mecenero, si accentra, palla su Aidari, gioco di prestigio, supera tutti, viene toccato da Derizzo, ma ha la peggio il numero 3 Amaranto, mette male il piede il ragazzo di Velo, classe 89, si rialza a fatica.
In campo per il velo anche Fondase, Gobbo e Zuccollo. Si prepara ad entrare il Lorenzato, che è il numero 10. Ottima la prova di Lorenzato nel primo tempo, parecchie sportellate là davanti. Si sposta quindi Zuccollo, poi praticamente cambia poco nulla, ma aumentano i chili. Invece Nero, Gobbo lo blocca, massima attenzione per la squadra di Velodastico di Mister Schiro. Tessaro, Dobroseljevic, invece Nero attende lo spiraglio giusto, ma Lorenzato mantiene la palla recuperata da Gobbo. Avanti Lorenzato, gran botta, c'è il contrasto con Dobroseljevic, parte subito dal lago Real Mantovano con poi Aidari, gran tiro, il piede nella croce di Borsato a salvare la porta. Riparte quindi il Mantovano. Invece Nero apre su Aidari, vede Tessaro marcato e si porta a casa con astuzia un ottimo calcio d'angolo. Invece Nero si incunea e prova la conclusione centrale. Borsato copre bene la sua porta. Nuovo corner, Mecenero nuovamente riprova il tiro, stavolta è Lorenzato che si mette in mezzo. Tessaro in avanti. Mecenero, Aidari, il velo si srotola per la propria difesa. Dobroseljevic, prova la puntata, Gobbo alla meglio, Gobbo parte velocemente, apre su Lorenzato, guadagna un calcio d'angolo il velo, anche se dal punto di vista tattico il passaggio migliore era su Zuccollo, molto più aperto, lo vedete qui a sinistra. Buon calcio d'angolo però guadagnato dal velo, 2 falli per il Real Mantovano. Fondase sul pallone, Lorenzato a mettere paura all'interno dell'area, la palla di Gobbo però finisce fuori, riparte il Real Mantovano. Arlind su Dobroseljevic, si alza, prova il tiro, la smorfia di dolore di Fondase che blocca una botta di Igor. Arlind, invece Nero, viene bloccato da Gobbo, la palla viene messa parallela alla riga laterale ma esce, quindi si riparte. Borsato, Fondase, chili anche per il Real Mantovano. Tizianone e Marcolongo mette in campo Leutrim, viene messo giù Gobbo, per gli arbitri non c'è nulla, riparte Real Mantovano. Mecenero alza il ritmo, Real Mantovano alla ricerca del pareggio, blocca però la palla a Fondase. Mantovano con Tessaro, Mecenero ancora, gran palla di Leutrim ma recupera Borsato, lancio lungo Mecenero, palla al piede, Tessaro, Zuccollo all'interno, prende quello che può prendere ma davanti a lui Remonato è inflessibile, ha visto tutto. Il fallo è a favore del Real Mantovano, siamo sui 14 metri. Remonato che redarguisce i giocatori del velo, calcio di punizione sui piedi di Arlind. Leuterim, Mecenero, Tessaro, Mecenero nuovamente, aspettava Tessaro, non c'è più spazio però. Mecenero, Leuterim, Borsato risponde presente. Leutrim, Mecenero, Tessaro,
Mecenero nuovamente, ma mette fuori Gianmartini senza fare troppi sconti. Sarebbe un gran colpaccio la vittoria del Velo, che si sta guadagnando questa vittoria sul campo. Lorenzato viene bloccato da Arlind, Tessaro, poi Zuccollo. La palla continua la sua corsa, ma finisce in rimessa laterale per il Real Mantovano. 10 minuti di gioco sui vostri teleschermi, canale YouTube di Futsal Veneto TV, il canale che racconta il Futsal Veneto in tutte le sue sfumature, grazie a Rob Lotz e la regia magnifica del nostro Andrea Di Giambattista. Lorenzato, nuova rimessa per il Velo. Mandiamo anche un saluto a quello che è il mio maestro ispiratore, Stefano Testoni, che oggi mi ha permesso di essere qui, dovendo tra le altre cose rispettare quelli che sono gli obblighi familiari e quindi vedere la figlia. Eccoci qui a raccontare questa finale di Coppa Endas. Mecenero viene contrastato da Gianmartini, il fallo c'è. Riparte subito il Mantovano. Leutrim prova la botta, ma Zuccollo copre il tutto. Leutrim, Tessaro appare su Mecenero, Gianmartini lo marca, ma Arlind riceve la palla, Borsato fa buona guardia. Ottima fino adesso la prova del classe 96 in maglia rosa pink. Tessaro, gran tiro, Leutrim combatte e porta via la palla a Gianmartini. La rimessa laterale per il Velo. Zuccollo, lancio ad aprire di Lorenzato, ci arriva Gianmartini, prova il tiro, ma per Girardi la rimessa laterale ha davanti a sé la riga laterale e quindi può assolutamente verificare il punto in cui il pallone esce. Cambio in corso d'opera, è entrato anche Leard, i due fratelli Lushaku in campo in questo momento. Mecenero, sterzata nuovamente, recupera palla Lorenzato supera un avversario, cerca Fondase, ma Arlind recupera la palla. In avanti il Mantovano, prova il tiro e arriva la rete del pareggio del numero 4, Haidari Arlind. Eccolo qui il pareggio del Mantovano. In questo secondo tempo l'ha cercato, l'ha voluto, il replay ci dà il metro di questa importantissima rete del numero 4 al minuto 13. Siamo 2-2, perfetta parità tra le due squadre. Arriva però il fallo, il terzo del Real Mantovano, è Leard che lo commette, quindi Zuccollo nuovamente sul pallone. Importante rete del pareggio da parte di Haidari Arlind, per lui una stagione strepitosa tra Endas e Futsal Trissino in FIGC. Fa il bello e il cattivo tempo, molto veloce, molto forte. Zuccollo prova la punizione, ma la palla esce. Una rete per Arlind anche nella vittoria di ieri con l'FC Serbe United. Velo recupera palla a Gianmartini, Zuccollo, Fondase, Zuccollo, Lorenzato sul mancino, la palla arriva sui piedi di Gianmartini, nuovo vantaggio Velo, siamo a 14:41, dura poco il pareggio. Lorenzato
ha la palla sul sinistro, vorrebbe tirare, preferisce passare. Gianmartini fa il terzo gol, ora avanti nuovamente il Velo, ma recupera palla Arlin Daidari con il numero 4. Mantovano alla ricerca del nuovo pareggio, partita che si è infuocata al 15° della ripresa. Daidari, nuovamente tiro, importante occasione non sfruttata dal Mantovano. Eccolo qui, lo vediamo, possibilità subito del pareggio. Nuovamente ci riprova l'Eutrim. Rimaniamo sul 3-2 a favore del Velo, in maglia completo amaranto con questo white sui pantaloncini e calzoncini. Mantovano in avanti nuovamente alla ricerca del pareggio, la formazione di Tiziano Marcolongo. Momento di sconforto ora, possiamo anche immaginare, considerando il pareggio appena ottenuto dal Real Mantovano, subito la doccia fredda del Velo. Momenti difficili che vanno anche metabolizzati. Mantovano però alla ricerca nuovamente, Mecenero, qui c'è il fallo di Gianmartini. Mecenero se n'era andato via, Gianmartini ha preferito spendere un fallo e una scazzottata. Mecenero era praticamente in porta, vediamo anche Leard che era pronto probabilmente a insaccare, quindi il fallo è assolutamente giusto. Siamo 3-3 il conteggio dei falli. Quello che invece non è in parità è il punteggio, dove è il Velo avanti 3-2 sul Real Mantovano. Vediamo se la formazione di Tizianone Marcolongo avrà uno schema da mettere in campo, oppure ci sarà anche una probabile conclusione. Vediamo, il pallone viene sostituito, tutto pronto, siamo agli 11 metri, si immola Lorenzato, pronto anche Gobbo, in campo Lezza e Fondase a difendere la porta di Borsato. Mecenero apre su Aidari viene bloccato da Gobbo. Anche qui è assolutamente giusto il fallo e la munizione. Gobbo, come un folletto, si era già involato verso la metà campo avversario. Aidari Arlind assolutamente con la sua esperienza ha preferito metterlo giù e far ripartire la squadra. 4 sono però i falli della formazione di Tiziano Marcolongo. Viene nuovamente sostituito il pallone, punteggio di 3-2. Palla su Lorenzato, Gobbo, qui una grande conclusione all'incrocio dei pali. Nicola Dallago prontissimo a mettere in rimessa laterale. Ottima la parata dell'estremo difensore in completo pink oggi. Lorenzato lasciato solo, miracolo di Dallago, palla non troppo angolata, posizione molto potente, però la conclusione. Viene fischiato un altro fallo, però è per il Velo. 4 pari nuovamente, dovrebbe esserci un giallo per Lorenzato. Lezza è l'autore del fallo, c'è anche un altro cartellino giallo. 4 pari, siamo al 18°, 3-2 avanti Velo, in avanti ora Real Mantovano alla ricerca del pareggio. Lezza mette il piedone a bloccare la conclusione di Leard. Real Mantovano in avanti. Mantovano in avanti di nuovo, Mecenero, Gobbo lo capisce, gioca palla su Lorenzato, in uscita Nicola Dallago in maniera totalmente serena, si rifugia in rimessa laterale l'estremo difensore. Lezza batterà la rimessa laterale già battuta, Fondase. Lezza, apertura su Lorenzato, spina nel fianco della difesa del Real Mantovano, riparte però il Mantovano, nuovamente ci si mette di mezzo Gobbo. Ottima la partita anche di
Dennis Gobbo, classe 99, con il numero 11. Veramente pazzesco il suo impatto alla partita, sia ieri sia durante la stagione. Ma in avanti il mantovano. Aidari, nuova conclusione sterzata alla destra di Borsato, la palla però esce. Borsato, lancio lungo a trovare sui piedi Lorenzato, Gobbo, Lezza, Fondase, Lezza, Gobbo si gira in avanti, viene messo giù, ma non c'è niente da Dobroseljevic, quindi risponde il mantovano con Mecenero, Dobroseljevic, Bicego, Aidari a tutto il tempo, viene bloccato da Fondase, Lezza alla ricerca di Fondase, ma poi ci pensa sontuosamente Nicola Dallago. Avanti di nuovo, assolutamente un'altra conclusione importante, stavolta da parte di Bicego, rientrato con il numero 7, occasione per il mantovano, ora le squadre si allungano, Fondase. Cominciano a fioccare da ambo le parti le occasioni, le squadre sono un po' più stanche, si stanno allungando, quindi i capovolgimenti di fronte sono parecchi. Fondase, Borsato, lancia lungo, la palla viene messa giù da Lorenzato ma rimane lì, quindi riparte Aidari con la sua velocità e Bicego fallisce di poco la rete del pareggio, viene chiamato un altro time out e prendiamoci 30 secondi per tuffarci negli ultimi 10 minuti finali di questo secondo tempo. Torniamo in telecronaca, rimessa dal fondo, Velo, Borsato, Fondase e Gobbo. Lezza, è ritornato in campo anche Zuccollo, il centravanti numero 8, classe 96, viene contrastato da Aidari, ora Mecenero controlla il pallone. Mecenero, Dobroseljevic, Mecenero si allunga alla ricerca di Bicego, la palla però non passa, quindi riparte il Velo con Bicego, poi Zuccollo, qui esce dal lago, recupera palla Bicego che gioca su Aidari, c'è spazio, si accentra poi Mecenero che viene bloccato da Fondase che vomita tutto il suo agonismo, nuovamente palla viene recuperata da Gobbo. Fondase, c'è qualche scambio di opinione tra i vari giocatori, la posta in palio è assolutamente alta, questa Coppa Endas Vicenza. Ora Mecenero, Bicego, palla viene recuperata da Borsato, palla lunga ma Aidari la controlla, troppo lunga per Fondase. Aidari, Dobroseljevic viene messo giù da Gobbo, probabile fallo non ravvisato dai fischietti. Qui gran tiro di Aidari, possiamo anche provare a rivedere con la ottima regia di Andrea Di Giambattista, probabilmente il tocco era dubbio per i due fischietti di Vicenza, non ci sono dubbi, si riparte, quindi è entrato anche Gianmartini. È uscito Gobbo, lancio lungo, palla recuperata da Mecenero, Dobroseljevic, Mecenero, la palla viene recuperata da Zuccollo, ora contrasta Mecenero, i due si guardano, la palla balla, ora Aidari, Dobroseljevic si accentra, Aidari,
gran botta, risponde no, Borsato. Ora Fondase. Vicego, viene ravvisato un fallo di mano e il fallo diventa il quinto per il Mantovano. Probabilmente con lo stesso metro, probabilmente c'era qualcosa di più nel fallo di mano di prima e di meno su questo, ma sapete bene che noi siamo qui per commentare e per non dare istruzioni tecniche agli arbitri. I fischietti hanno ravvisato che questo era assolutamente fallo di mano, quinto fallo per il Real Mantovano. Zuccollo, Aidari, Mecenero, 25esimo minuto, Mecenero, palla su Dobrosavljevic, nuovamente Dobrosavljevic su Gianmartini, recupera palla ora Aidari. Bicego, Aidari, Dobrosavljevic si gira, prova il tiro, la sua sterzata con annesso cuoricino. Eccolo il pareggio tanto voluto da Tiziano Marcolongo e dal suo collettivo. Eccolo qui, 26esimo minuto, siamo 3-3, cari telespettatori. Ce l'ha fatta il Mantovano, siamo al 26esimo minuto, 3-3, ora tutto da rifare per il velo. Lezza, Fondase, Gianmartini, apre su Zuccollo, la palla però passa ma troppo distante, quindi nuova palla a Mecenero. Il numero 13 è entrato anche Silva, Mecenero si invola e prova a sorprendere Borsato sul suo palo. L'estremo difensore in maglia rosa fluo pink risponde no, quindi è un nuovo calcio d'angolo Real Mantovano. Dobrosavljevic, gran puntata, Silva ci mette il piede ma la palla passa comunque. Si rimane sul 3-3, 5 però sono i falli per il Real Mantovano, potrebbe essere un vantaggio per il velo. Lorenzato, Silva recupera la palla, viene bloccato da Gianmartini. Real Mantovano con Mecenero, Dobrosavljevic, Aidari supera le linee di passaggio, qui un altro tiro, Dobrosavljevic si mangia il gol del vantaggio, Zuccollo riparte, Mecenero in avanti, la palla è del velo, fischietto in bocca a Girardi di Vicenza che ha lasciato correre. Potevano esserci gli estremi per l'eventuale sesto fallo a sfavore Real Mantovano. Si è lasciato correre ma probabilmente per compensazione la palla torna al velo. Zuccollo, Gianmartini viene bloccato da Mecenero, rimessa dal fondo dalle mani di Nicola Dallago, classe 86. Mecenero apre su Silva, Silva recupera palla, Aidari si incunea, Aidari, palla di Silva e palo clamoroso di Dobrosavljevic, avrebbe potuto chiudere la partita questa conclusione che però si stampa sotto misura sul palo alla destra di Borsato. Zuccollo cerca Lorenzato, Aidari in avanti, ultimi minuti frenetici di questa partita, in avanti il Mantovano, gran botta, Fondase risponde no con la sua difesa. Mecenero in avanti Real Mantovano nella zona Cesarini, Mecenero, apertura su Silva, 28esimo minuto di gioco, vantaggio del Real Mantovano. Eccolo il sorpasso del Real Mantovano, fa tutto il velo in questo buono scampolo di partita. Il Mantovano ci mette i gol e sono quelli che purtroppo contano in uno sport dove contano i gol. Ora il Mantovano nuovamente palla alla caccia del pallone, però il velo non ci sta, ha giocato un'ottima partita la squadra Amaranto e non ha alcuna intenzione in questi ultimi minuti di perdere perlomeno il pareggio. Il Mantovano però sembra averne di più, ma gioca colpo su colpo il velo.
la palla esce, la rimessa è a favore del Velo. Gianmartini, Zuccollo apre su Lorenzato viene bloccato da Dobrosaljevic. Siamo al 30°, verrà probabilmente chiamato il recupero dai due fischietti di Vicenza. Rimessa Mantovano, Mecenero attende Aidari, si supera e va in avanti, davanti a Borsato, fa tutto bene Aidari, ma si allunga troppo la palla, quindi Borsato riparte, palla messa giù da Lorenzato. Riparte però il Mantovano nuovamente con Dobrosaljevic, in avanti il Real Mantovano in questo finale di partita. Silva viene bloccato da Lorenzato, Aidari in avanti, Lorenzato nuovamente, ma la rimessa è ancora Velo, Fondase viene bloccato da Dobrosaljevic, Lorenzato in avanti, viene messo giù, sesto fallo Real Mantovano, sarà tiro libero a favore del Velo. Questo fallo in più che potrebbe ristabilire la parità nelle sorti della partita. Siamo praticamente a tempo scaduto e l'occasione è sui piedi del Velo di pareggiare. Zuccollo, numero 8, classe 96. Vediamo, occasione importantissima della partita. Parata di Dallago, rimessa laterale per il Velo, neutralizzato il tiro libero del possibile pareggio da parte di Nicola Dallago. Di nuovo avanti il Velo, Fondase dopo Lorenzato e Gobbo, Zuccollo nuovamente, e Gobbo viene bloccato da Silva, l'autore del quarto gol. Silva si allunga, pronto per il lancio lungo di Dallago, riparte Borsato, Lorenzato alla palla, vediamo Gobbo, Lorenzato para ancora Dallago, in avanti Dobrosaljevic, anche Aidari vuole chiudere in avanti il Real Mantovano, recupera palla però Zuccollo, ora vediamo Lorenzato, Mecenero neutralizza tutti, è nuovamente palla al Velo. Anche qui un po' di esperienza da parte dei giocatori del Mantovano che cercano di portare via secondi preziosi. Il Velo però ha tutte le possibilità. Chiama Lorenzato un fallo di mano, non viene ravvisato. La partita finisce ed è il Real Mantovano che conquista ancora la Coppa. E Real Mantovano che vince la partita dopo un'ottima occasione non sfruttata purtroppo dal Velo. Primo tempo 2-1 Velo con doppietta di Gobbo, rete di Mecenero. Nel secondo tempo Arlind Aidari pareggia i conti, Gianmartini si porta di nuovo in avanti i suoi e poi Dobrosaljevic e Silva chiudono alla fine i conti. Real Mantovano che porta a casa questo trofeo Coppa Vicenza Endas. Grandi complimenti anche al Velo, davvero un'ottima partita, un'ottima finale, considerando anche le forze in campo, veramente una bella partita che dà lustro quello che è il nostro comitato Endas, che si sta ben comportando a livello di calcio 5 ma anche degli altri sport. Veramente un ottimo spot per tutto lo sport veneto e vicentino. Ora le varie squadre sono a salutare i propri tifosi in attesa delle premiazioni e ecco qua la gioia del Real Mantovano, un altro trofeo per Tiziano Marcolongo. Ottime le sue intuizioni che hanno portato alla vittoria di questa gara. Grandissima la parata di Nicola Dallago che ha neutralizzato il tiro libero. Veramente un'ottima partita anche da parte del Velo, veramente Gobbo assolutamente sugli scudi, ieri autore di una tripletta, 2 gol anche oggi, davvero
giocatori di un certo livello che alzano quello che è il livello di questo sport nella nostra categoria. Siamo in preparazione per le premiazioni delle due squadre, tra poco potremo vedere le coppe e vi è assolutamente un po' di rassegnazione da parte del Velo, grande felicità invece per la vittoria che ha portato a casa il Real Mantovano. Ci stiamo preparando per le premiazioni. Nel frattempo possiamo raccontarvi quello che è stato il cammino delle due squadre per arrivare a questa finale. Il Velo Serie B Girone B, 49 punti prima in campionato, ha vinto per 8-0 con il Città di Malo, con reti di Lorenzato, Fondase, Gobbo, Castigliero e Venera. Risponde invece Real Mantovano, che di punti ne ha fatti 38 ma in Serie A, con le reti di Dobrosaljevic, Mecenero, entrambe doppiette, Lusciacu, Felipe, Bicego, Aidari hanno accompagnato il Real Mantovano con una vittoria per 8-4 sull'FC Serbia United. E in questa finale però la vittoria è andata al Mantovano, che era partito con l'1-0 di Mecenero, si è fatto superare con una doppietta di Gobbo, poi Aidari Arlin dal 13° del secondo tempo ha portato la formazione arzignanese in pareggio. Nuovo vantaggio di Gianmartini al 14° e poi l'1-2 di Dobrosaljevic e Silva che hanno chiuso la partita. Le vedete, le coppe si stanno preparando. Nel frattempo le due squadre stanno un po' facendo punto a capo su quello che è stato la partita, è andata, non è andata. In questa meravigliosa arena, Belbote Arena di Tombolo, siamo in provincia di Padova, vicino a Cittadella. Prima di noi ha giocato l'Under 15 nella finale FIGC di calcio a 5, ha prevalso il Mestre Fenice sull'ottima Marca Futsal Montebelluna. Grande teatro di sport quest'oggi. Abbiamo concluso la giornata con la finale della Coppa Endas Vicenza, vittorioso Real Mantovano sul Velo calcio a 5. Andiamo quindi a leggere quelli che sono i giocatori di questo Velo, che hanno comunque raggiunto un'ottima finale e il secondo posto in questa competizione. Luca Borsato, Enrico Castigliero, Davide Fondase, Massimo Di Domenico, Alessandro Gianmartini, Andrea Zuccollo, Fabio Menara, Daniel Lorenzato, Dennis Gobbo, Omar Lezza, Samuel Pasin, Stefano De Rizzo, accompagnati dal dirigente Massimo Conti con Nicolò Fabrello e mister Giorgio Schiro. Abbiamo anche la possibilità di leggervi poi quelli che sono i giocatori che hanno portato alla vittoria finale del Real Mantovano, che sono Nicola Dallago, Michele Fracasso, Leard Lusciacu, Matteo Mecenero, Leutrim Lusciaco, Igor Dobrosaljevic, Giovanni Pangallo, Giacomo Tessaro, Mirko Bicego, Guilherme Conrado Silva, Alberto De Grossoli, Arlind Aidari. E l'allenatore è il nostro Tiziano Marco Longo, accompagnato da Gurshai Singh, Paolo Stocchero e Luca Biasi. Viene ora premiata la formazione del Velo calcio a 5 con il capitano Omar Lezza, che riceve la coppa del secondo classificato. Veramente tanti complimenti e applausi per questa formazione che ha disputato un'ottima finale. Davvero complimenti al Velo calcio a 5, ha fatto davvero un'ottima gara e ora ci prepariamo per quella che è la premiazione della squadra vincitrice Real Mantovano.
tutto pronto per la premiazione dei vincitori di questa Coppa Endas Vicenza. Tutto pronto, si avvicinano anche Michele Di Giambattista e Nicola Dallago, il capitano. Fanno gli onori di casa i rappresentanti dell'Endas. Viene effettuata quella che è la foto di rito. Riceve la coppa Nicola Dallago e tutto pronto per alzare la coppa, ed eccola la formazione vincitrice della Final Four di Coppa Endas Vicenza. È il Real Mantovano di mister Tiziano Marcolongo. Ha avuto la meglio sul velo calcio a 5 grazie alle reti di Mecenero, Aidari Arlind, Dobrosaglievic e Silva. Le varie foto di rito in questa serata speciale per questa formazione stellare di Arzignano, che davvero ogni anno porta a casa risultati strepitosi. Tanti complimenti anche dalla regia e da tutte le istituzioni che hanno permesso tutto questo. Un grande ringraziamento a Endas Vicenza, Michele Di Giambattista, Marco Franceschetto. In regia saluto il mio ammiraglio Andrea Di Giambattista, grazie mille per la regia, grazie anche a Rob Lotz che permette tutto questo, e lasciamo la vostra domenica a queste immagini magnifiche. Il vostro Giulione Tosero vi saluta, grazie davvero per seguire Futsal Veneto TV e viva il futsal!